Grazie al professor Lavenia di questo intervento dal quale emerge, come sempre con Sarpi, che c'è la politica al primo posto e nello stesso tempo potrebbe esserci anche l'avvocato dello Stato che scrive sì sull'Inquisizione, ma Pin può correggermi se no, ma non nomina il caso, diciamo il caso Bruno, come dire, l'avvocato non porta, non ricorda volutamente ciò che potrebbe indebolire la sua causa di una inquisizione che non può chiedere estradizioni. E proseguiamo con Corrado Pin, uomo col quale tutti si sintonizzano, e non so se sia selettivo poi, e il quale, aspetti che non confonda con quello, il quale ci parla di un problema aperto a detta di Pin, la genesi dell'istoria del Concilio Tridentino. Ecco. E il caffè è finito Pin. Scusate, prima che mi dimentichi, c'è tempo per la cosiddetta discussione, a meno che non ci sia qualcuno che, come il Moretti, il regista, diceva il dibattito no. Ad ogni modo la discussione io la farei, finite le relazioni, ognuno se chiede, se fa domande, se rettifica e via discorrendo, precisa a chi si rivolge, ecco, perché se no mi succede come una mia prima lezione di una materia storica che entra, bussa una ragazza, era in ritardo, dice, mi sente 2 minuti, dice, ma non è filologia romanza, no, non è filologia, mi dispiace. Ecco, allora, discussione dopo, spero vi vada bene perché... ecco, e anche se non vi va bene, pazienza. E comincia. Lascio stare tutti i ringraziamenti, faccio soltanto notare, a proposito dell'amico Lavenia, che già in altra occasione, dopo aver letto i suoi commenti sui miei lavori, mi veniva voglia di ricominciare a riscrivere quanto avevo detto. Anche lui si sintonizza. Nel convegno sarpiano del 2002, tenuto presso l'Ateneo Veneto dei 450 anni dalla nascita di Sarpi, Peter Burke esordiva nella sua stringata relazione sul Sarpi storico, chiedendosi cosa fosse cambiato dopo 40 anni dai tempi di, dice lui, Cozzi e Bausma e via dicendo, in materia, e sentenziava, cito, la risposta, almeno secondo me, è semplice, quasi brutale, molto poco. E se benevolmente concedeva che gli studi sarpiani erano andati bene, per esempio nel campo della religione, della politica, del diritto, tuttavia ribadiva che al Sarpi storico erano state riservate pochissime pagine, non poi tanto poche invero, se subito dopo riconosceva che pur mancando una nuova interpretazione dell'istoria sarpiana, non poche erano le valorose pagine di Alberto Asorrosa, Sergio Bertelli, Corrado Vivanti, eccetera, David Wotton e Gino Benzoni. Non spetta a me, non addentro a quell'ambito di ricerche, giudicare le esternazioni di Peter Burke, e mi permetto solo di aggiungere almeno qualche altro nome tra quanti hanno scritto sul Sarpi dell'istoria. Per esempio, stando solo agli studi filologici e letterari, Giovanni da Pozzo, Marziano Guglielminetti e Pasquale Guareniella. In ogni caso, va preso atto, scorrendo la recente bibliografia sarpiana, in particolare i convegni su Sarpi, da quelli veneziani del 1983 e del 2002 a quello di Lyon del 2008, di una vistosa e crescente marginalizzazione degli studi sarpiani sull'istoria del Concilio Tridentino, a favore di altri settori di ricerca sul Servita veneziano.
Non ultima ragione, probabilmente, la mancanza di un'edizione critica dell'istoria, tanto auspicata e sempre rimandata, anzitutto per il compito quanto mai impervio dell'individualizzazione delle fonti e, non secondaria, la ricostruzione filologica del testo, già avviata da tempo ma senza definitivi esiti. D'altronde, se già a partire dalla metà degli anni '80, come rilevava Giuseppe Trebbi nel convegno del 2002, il terreno della discussione si era spostato dalla ricerca teologica sul Sarpi riformatore religioso, cattolico o protestante, a una nuova e più radicale riformulazione della tesi del Sarpi politico e filosofico, fondata soprattutto ora sulla lettura dei pensieri, a maggior ragione l'osservazione va estesa alle storie del Concilio Tridentino. Con qualche perplessità, va aggiunto, di fronte a quell'opera di una vita, per dirla con Corrado Vivanti, tradizionalmente considerata la più rappresentativa del pensiero e dell'azione del Servita veneziano. E, se non bastasse, tra le maggiori opere, così Gaetano Cozzi, della storiografia italiana di tutti i tempi, anzi da collocarsi senz'altro fra le massime della storiografia europea. Prioritaria, ripeto, per un rinnovato accostamento all'istoria, il riconoscimento delle fonti, un compito invero che ha già dato notevoli risultati a partire ad esempio dalle carte cerviniane, e altrettanto importante per la storia europea la ricerca da tempo avviata delle edizioni italiane e straniere, nonché sulla fortuna lungo i secoli del capolavoro sarpiano. Da non trascurare, ma certamente di più limitato interesse per un primo accostamento all'istoria sarpiana è il problema della sua genesi, che a sua volta non può prescindere dall'individuazione della data di avvio della stesura, di quando cioè a quell'opera immensa, preparata con una documentazione larghissima, uso espressione del Cozzi del volume ineudiano Paolo Sarpi tra Venezia e l'Europa del 79, raccolta, dicevo, lungo i decenni, finalmente Fra Paolo si accingeva a mettervi mano. Compito decisamente secondario, da delegare in prevalenza alle minute quanto tediose e prosaiche ricerche d'archivio. E del sommario resoconto di questo poco esaltante contributo chiedo venia in anticipo. E per cominciare, proprio riguardo alla storia del Concilio Tridentino, bisogna convenire che a differenza di altri lavori sarpiani storici o politico-giuridici e persino filosofici, sul Tridentino i risultati intorno alla datazione di avvio dell'opera sarpiana sono a tutt'oggi esigui e troppo spesso accettati senza metterli in discussione, cosa invero sollecitata prudentemente dagli stessi studiosi proponenti. Inutile cercare una risposta in merito nella stessa storia e ancor meno chiedere aiuto al primo biografo sarpiano Fra Fulgenzo Micanzio, che nella vita del padre Paolo si limita a sottolineare l'interesse di Fra Paolo al Tridentino. Naturalmente non può fare il nome di Sarpi perché è sotto anagramma, informando con dovizia sui colloqui del giovane frate a Mantova con Camillo Olivo, già segretario del cardinale Ercole Gonzaga, legato pontificio al Concilio di Trento nell'ultimo periodo, e a Venezia con gli ambasciatori francesi presenti in quel consesso. Solo dopo la comparsa a stampa, nel 600 avanzato, di parziali e scorrette sillogi di lettere sarpiane, si assiste ai primi segni di interesse al nostro quesito, ma per trovare una prima risposta bisogna andare al 1736, quando François Le Courayer, terzo traduttore in francese dell'istoria, nella sua préface, fondandosi su incerti riferimenti presenti nella corrispondenza di Sarpi con il calvinista Jérôme Groslot de Lille e con il giurista gallicano Jacques Gillot, avanza esplicitamente la prima volta una datazione dell'avvio dell'istoria, collocandola tra la primavera e l'estate del 1608, in base tuttavia a datazioni errate. E nessun passo avanti si ha con il biografo settecentesco Francesco Griselini, che pur richiamandosi a Le Courayer, non si perita poi di fare iniziare la composizione dell'istoria proprio a partire dai colloqui avuti dal giovane frate veneziano a Mantova con l'Olivo,
E con ciò ci porteremo ai primi anni 70 del Cinquecento con un Fra Paolo appena ventenne, finendo col considerare, ma non sarà l'unico, la composizione dell'istoria una continuata, cito, fatica di 8 lustri. Né, trasferendoci all'Ottocento, ci offre risposte più convincenti il biografo Aurelio Bianchi Giovini, che sposta la composizione con vaghe motivazioni in un indefinito dopo il 1612. Ma a tanta genericità di datazioni, ecco una volta per tutte voler mettere fine alle passate malcerte proposte l'edizione del 1931 delle Lettere ai Protestanti a cura di Manlio Duilio Busnelli. Lì troviamo in corretta edizione una lettera del 18 marzo 1608 in cui Fra Paolo, scrivendo a Jacques Gillot, dal quale aveva ricevuto una corposa raccolta stampa di documenti conciliari relativi al dibattito francese sull'accettazione dei decreti di Trento, elenca la documentazione al momento in suo possesso di quel concilio. Documento troppo conosciuto perché ne illustri contenuto solo osservando che qui Sarpi si limita ad accennare alla documentazione raccolta nel passato, alle difficoltà poste dal mondo romano, in particolare dei Gesuiti, a reperire ulteriore documentazione, all'opportunità che ora gli si presenta di attingere agli archivi pubblici veneziani, naturalmente alludendo ai dispacci e alle relazioni degli ambasciatori veneti al concilio, e forse già, come accennerò più avanti, alle memorie del segretario dei 10 Antonio Melledonne, non escludendo anche le pur lacunose serie dei dispacci e le relazioni di ambasciatori veneziani a Roma e nelle corti europee non attinenti direttamente al concilio. Si pensi ai succosi dispacci di Bernardo Navagero su Paolo IV. Va tuttavia ribadito che il rimando alla lettera al Gillot del marzo 1608 in verità non va oltre l'attestazione di un'attenzione rinnovata di Sarpi al concilio dopo l'interdetto, non certo, come ancora ripetuto da più parti, un cenno esplicito all'avvio dell'istoria. Ben più eloquente la testimonianza contenuta in un passo del colloquio di Fra Paolo Sarpi col burgravio Christoph Fondona, l'inviato del principe del Palatinato Christian von Anhalt, colloquio riportato dal Busnelli in appendice alle già ricordate lettere protestanti. Durante un colloquio avvenuto con Fra Paolo, il 23 agosto 1608, annota il Fondona, il servita gli aveva confidato: «Io ho le cose del concilio, bisogna 3 mesi per riordinarle, non ci sarà niente di mio». Lasciando al momento quell'intrigante «non ci sarà niente di mio», bisogna prendere atto che qui Sarpi, benché non accenni a un'opera già avviata, esplicitamente manifesta l'intenzione di metter mano all'istoria. Dunque, nell'estate del 1608 Sarpi confiderebbe al Fondona, se non proprio di portare entro 3 mesi a compimento l'opera, almeno di portarla molto avanti. Questa l'ovvia conclusione che risolve finalmente il doveroso quesito della datazione, per poi passare con questo fermo appiglio al più articolato problema della Genesi. Un'acquisizione in gran parte ancora oggi fatta propria da vari studiosi dell'avvio dell'istoria, già nell'estate quindi del 1608, ma si tratta di una datazione che ormai giocoforza scartare, almeno dopo che Boris Uljanic, in 2 importanti saggi, il primo del 1981 e il secondo del 1999, arricchito da una copiosa e ineccepibile documentazione, ha portato prove decisive a dimostrazione che quel passo del Fondona sui 3 mesi è interpolato in quei colloqui del 1608 e va posticipato di almeno 5 anni in occasione di un secondo viaggio in Italia del Fondona, avvenuto appunto tra il 1613 e il 1614, con ulteriori incontri con Fra Paolo. Senza bisogno di attendere la correzione di Uljanic, ad accantonare la tradizionale proposta di un Sarpi che mette mano all'istoria nel 1608, ecco intervenire allora con documentazione più esplicita e copiosa, peraltro già avviata nel 1944 dal pionieristico saggio della Francis Yates, Paolo Sarpi's History of the Council of Trent,
che mette fine a una ferrea documentazione, la Yates, alla leggenda del trafugamento del manoscritto dell'istoria da parte di Marcantonio De Dominis, ma questa è un'altra storia. Ecco intervenire, dicevo, la proposta di Gaetano Cozzi, avanzata nell'importante saggio Fra Paolo Sarpi, l'Anglicanesimo e la storia del Concilio Tridentino, apparso nel 1956, proposta poi sostanzialmente ribadita, sia pur con sempre maggiori cautele, in successive pubblicazioni, in cui addebitava, con esaustiva documentazione, a un'affermazione dell'ambasciatore inglese a Venezia, Sir Dudley Carleton, l'avvio dell'istoria. Questo il sintetico resoconto di Cozzi del 1979. Il pungolo, scrive Cozzi, per la stesura definitiva della storia e il tramite per la sua pubblicazione era stato l'ambasciatore inglese a Venezia Dudley Carleton. L'annuncio ufficiale che il Sarpi si era accinto all'impresa, il Carleton lo dava alla fine d'aprile del 1614 al conte di Somerset, che era allora il favorito di Giacomo I. Egli insisteva molto, ovviamente, sull'importanza dell'opera, sulle qualità dell'autore, nonché sui propri meriti di patrocinatore. Dunque, una nuova datazione dell'avvio dell'istoria, o di un riavvio, fondata su una documentazione originale e ampiamente contestualizzata, tanto da mettere in secondo piano, fino quasi a togliere di mezzo, le altre date segnalazioni dell'avvio dell'istoria, e questo soprattutto dopo la riproposizione con più duttile faccettatura del contesto veneziano ed europeo e delle convinzioni politiche e religiose di Fra Paolo nell'ormai classica antologia ricciardana del 1969 delle Sarpiane opere a cura di Gaetano e Luisa Cozzi. Questione dunque risolta, almeno relativamente alla data d'inizio da collocare nel 1614, con ampio corredo di ricerche innovative che immettevano la genesi dell'istoria nel contesto del mondo riformato inglese, animato dal vivace dibattito tra moderati anglicani e più accesi puritani e a raggio più vasto nel travagliato mondo calvinistico tra arminiani e gomardisti. Proposta quella di Cozzi, generalmente accolta da quanti in seguito ritorneranno sul problema dell'avvio concreto dell'istoria. Penso per tutti a Corrado Vivanti e a Alberto Asorrosa, che più di altri hanno sentito non secondario il problema, ma con qualche riserva sulla contestualizzazione illustrata da Cozzi, la cui ricerca, per quanto dopo il 1956 più articolata, come si è detto, resta come irretita in quella dovizia di esplicite testimonianze sull'iter dell'istoria in ambito inglese, privilegiando una documentazione proiettata peraltro più sull'esito editoriale che sulla genesi dell'istoria. Non con l'intento di rimettere in discussione la datazione e la genesi del 1608 o quella di Cozzi del 1614, ma ad allargare l'ambito della ideazione e maturazione dell'istoria, usciva ormai fuori dai decenni di studi sarpiani finora presi in considerazione, siamo ora nel 1999 e forse anche per questo l'intervento resterà a lungo ignorato, l'importante saggio Christoph von Dohna, Christoph von Anhalt e la storia del Concilio Tridentino di Paolo Sarpi, in cui Boris Uljanic ricostruiva il secondo viaggio del Dohna in Italia, avvenuto, come già detto, tra il 13 e il 14, cui faceva seguito un denso e in parte inedito scambio epistolare. Il tutto centrato sulle trattative intercorse tra la fine del 1613 e gli immediati anni successivi tra Sarpi e il principe Christoph von Anhalt tramite lo stesso Dohna, finalizzate alla pubblicazione in Germania dell'istoria ancora in corso d'opera. Un percorso parallelo a quello esclusivo inglese illustrato dalle ricerche di Cozzi e fino ad allora quasi del tutto ignorato. Uljanic
Non intendeva presentare una nuova genesi dell'istoria né proporre una datazione nuova dell'avvio della composizione, limitandosi al riguardo a ipotizzare genericamente una data anteriore al 1613, ma essenzialmente prospettare quell'inedito percorso tedesco. Orbene, scorrendo le annotazioni del Dona, troviamo un primo accenno all'istoria in data 20 novembre 1613 che, riferito a Sarpi, recita: ha composto qualcosa sopra il Concilio Tridentino. E sotto a un non meglio precisato 1614, ecco altra annotazione dove si legge: fra 3 mesi potrebbe rimettere in ordine le cose del Concilio di Trento per farle stampare in Alemagna. Annotazione vicino ad altra in cui Sarpi confida al Fondona, cito: io ho le cose del concilio, bisogna 3 mesi per riordinarle, ed è il passo che abbiamo già trovato con errata data 1608, raccomandando Sarpi segretezza e chiedendo di mandarne molti esempi in Italia per distribuire. Seguono altre menzioni esplicite all'istoria, con date puntuali a partire dalla primavera del 1614, in cui ritorna il tema dell'eventuale stampa dell'istoria che qui non conta seguire. Carteggio che si protrarrà interrotto da prolungati momenti di silenzio fino al 1616, con un Sarpi via via più restio a una consegna troppo ravvicinata della sua opera. Guardando il tempo, se mi si concede qualche minuto in più, visto che l'amico Lavegna è stato fermo sulle mezz'ora. Ci sincronizziamo con te. Va bene. Allora faccio una piccola parentesi che non c'entra con la Genesi, ma mi sembra interessante farla presente in questo consesso. Benché non sia questa la sede, mi permetto una breve digressione per chiosare la perentoria e sorprendente affermazione di Sarpi, che abbiamo già letto: non ci sarà niente di mio nelle storie del Concilio di Trento. Asserzione variamente commentata dagli studiosi, ma che un passo di una lettera di Sarpi al principe Christoph von Holland del 1 gennaio 1616 potrebbe aiutare a meglio interpretarla. Scrive il servita veneziano, sia pur ormai restio a consegnare la sua opera e con intento quindi di sminuirla. Cito: le scritture delle quali fa menzione l'Anal che aveva scritto Sarpi, il riferimento all'istoria, non meritano, dice Sarpi, d'essere in stima appresso lei. Non contengono disputazioni né esame di dottrine, ma semplice narrazione dei fatti avvenuti, senza dimostrazione di affetto ad alcuna delle parti e con pochissimo uso del giudizio proprio. Affermazione che può far discutere, ma che quanti hanno qualche familiarità con alcune individuate fonti dell'istoria, dallo Sleidano alle carte Cervini a quelle del Mille Donne, non troveranno poi tanto peregrina. E ritorno al mio Genesi. Accantonata la tradizionale proposta di un Sarpi che mette mano all'istoria già nell'agosto del 1608, in parte almeno ridimensionata anche per il contributo di Ulianici, la proposta del 1613-1614 del versante inglese, a tutt'oggi la datazione più seguita, prima di mettere in un canto il problema, mi permetto di proporre e riproporre una mia ipotesi formulata nel lontano 1983 e riportata nella sezione Correzioni e aggiunte nella ristampa del 1997 delle opere ricciardiane che ho già nominato del 69, non prima, naturalmente, del benestare di Gaetano Cozzi. Orbene, nella seconda filza delle minute dei consulti sarpiani, che, come recita l'inventario stilato poco dopo la morte del Servita, cito: principia 9 settembre 1609 e finisce 31 dicembre 1611, contiene consulti diversi 46 e te di carte 135, dicevo, si trova sul verso della carta 118
Il recto è parte della minuta dell'operetta sarpiana delle contribuzioni degli ecclesiastici, dei chierici, un lungo brano zeppo di rifacimenti di mano di Fra Marco Fanzano, l'amanuense ordinario di Sarpi a partire dal febbraio 1609 con in calce un'aggiunta autografa di Sarpi. Brano che altro non è che una delle ultime pagine del primo libro dell'istoria del Concilio Tridentino relativo alla Dieta di Ratisbona del 1541. Benché in alcuni punti ancora lontano dalla forma definitiva, il che testimonia l'arduo travaglio dell'elaborazione formale, il brano è senza dubbio un momento della prima stesura dell'istoria e per l'andamento narrativo e per la cura con cui vengono segnati gli accapo non può essere confuso con semplice materiale preparatorio e meno ancora con il testo di una fonte utilizzata da Fra Paolo. La scrittura delle contribuzioni è datata da Sarpi ottobre 1611 e supponendo, come è da ritenere per casi analoghi, che il Fanzano, facendo un uso parsimonioso della carta, abbia utilizzato per la minuta di quella scrittura un bifoglio già parzialmente adoperato per il brano dell'istoria, si deve concludere che Sarpi era già intento alla composizione del suo capolavoro nel 1611. Anche nel caso, quasi del tutto da escludere, che sia stata scritta in precedenza la pagina della scrittura delle contribuzioni, la conclusione non viene granché a mutare se si considera che le scritture contenute in quella filza non vanno oltre al dicembre 1611. In buon anticipo sulla datazione del 1614, viene dunque da ritenere, Sarpi aveva messo mano all'istoria. Di conseguenza è giocoforza collocare la genesi dell'opera in anni immediatamente precedenti, in ogni caso posteriori per ragioni unanimemente condivise dagli studiosi alla contesa dell'interdetto. Sappiamo che fino all'interdetto Sarpi non aveva mai pubblicato se non una decina di pagine delle sue tesi subito messe da parte. Ma ancora restando sul problema della datazione, se è ragionevole andare indietro da quell'ottobre 1611 anche di un anno e quindi trovarci nel pieno del 1610, pensando alla materia particolarmente laboriosa del primo libro, con l'ampio panorama storico 1500-1544 antecedente l'inizio del concilio, più aleatoria è una datazione post-quem, non possedendo nessun documento specifico in merito. Senza ripercorrere l'arco di tempo magistralmente illustrato da Gaetano Cozzi nel capitolo delle opere intitolato La svolta nella vita del Sarpi, contatti con gallicani e protestanti 1607-1610, troppo denso di eventi, qui mi limito a segnalare alcuni momenti che ritengo possano avere qualche attinenza con l'istoria, concorrendo a delinearne la genesi. Benché alquanto lontana dal nostro 1610, piace ricordare del settembre 1607, ancor prima dell'attentato al ponte di Santa Fosca del 5 ottobre, la traduzione in italiano fatta da Sarpi e la successiva stampa, dietro richiesta del doge Leonardo Donat, del Discours au roi di Guillaume Ribier. Si tratta di un pamphlet che l'ambasciatore francese a Venezia elogiava in Senato come, cito, lo spunto me l'aveva dato Filippo De Vivo molti anni fa, come la più bella, la più dotta scrittura che si possa vedere in lingua francese, evidenziando soprattutto l'invito rivolto al re Enrico IV, elogiato per aver mediato la rappacificazione tra Roma e Venezia, a pigliare un'altra utilissima impresa di un concilio generale, o almeno di un concilio nazionale francese per ristabilire l'unità della fede cattolica. Forse non più che una suggestiva consonanza sul tema del concilio tra Sarpi e quel patriziato dei cosiddetti giovani di cui il Donat, traduzione sarpiana e stampa si trovano nel suo archivio, era il rappresentante più autorevole.
Venendo a dati più concreti, oltre alla più volte ricordata lettera del 18 marzo 1608 in cui Fra Paolo elenca al giurista francese Jacques Gillot la documentazione in suo possesso sul concilio, vanno segnalate dello stesso periodo le due copie della storia del concilio di Trento del segretario dei 10 Antonio Milledonne, preziose come fonte diretta dell'istoria sarpiana, ma forse anche qualcosa di più. Le grafie di Fra Antonio Bonfini, amanuense di Sarpi fino a tutto il 1608 e coinvolto poi nel fallito attentato a Sarpi del 1609, e di due altri amanuensi che Fra Paolo utilizza solo fra il 1608 e il 1610, fanno di questo manoscritto, postillato abbondantemente da Sarpi, il primo documento ideografo in ordine di tempo rimastoci a testimonianza dell'interesse sarpiano al Tridentino. Come già osservato dal custode della libreria marciana Jacopo Morelli, Sarpi utilizzerà quelle carte per la fase conclusiva del concilio, riportandone anche testualmente nell'istoria interi passi e inserendoli poco più o meno radicali rifacimenti nella narrazione definitiva. Solo una più minuta analisi di quelle carte permetterà però di distinguere i momenti di copiatura da datare, stando alle grafie degli amanuensi, tra l'8 e il 1610 e da considerare quindi solo una fonte, da altri momenti che vedono il Sarpi già allora intervenire a modificare il trattato del Milledonne. Null'altro finora in quegli anni di diretta attenenza all'istoria sarpiana. Non per particolare richiamo al concilio, ma per i temi di inusitata marca religiosa o politico-religiosa che li avvicinano all'istoria, merita accennare al Sarpi consultore, il quale, tenuto per quasi tutto il 1608 in disparte per compiacere la curia romana, riappare inaspettatamente agli inizi del 1609 con il celebre consulto in difesa delle opere scritte a favore della Serenissima Repubblica nella controversia col Sommo Pontefice, composto in accordo con il doge Leonor d'Odonà, suo stretto alleato, e consegnato al collegio il 25 febbraio 1609 per essere letto in Senato. Scrittura che ha un piglio quasi di sfida nell'esigere dalla classe dirigente veneziana un'aperta assunzione di responsabilità, riconoscendo ufficialmente come proprie le ragioni pubblicate durante la contesa dell'interdetto dal suo teologo e canonista e di conseguenza dichiarando di respingere ogni ulteriore pretesa pontificia di ritrattazione di quelle scritture. Nel consulto sarpiano vengono sintetizzate e consacrate come valori della Serenissima le tesi sostenute durante la guerra delle scritture dai veneziani e denunciate le aberrazioni romane. Scriveva Sarpi con riferimento agli scrittori ecclesiastici: non è maraviglia se al presente le persone pie non si lasciano smuovere dagli nomi spaventevoli di eresia, errori, eccetera, vedendo come sono abusate le cose della religione per fini mondani, per non dir violenti, asserendo che sia eresia ogni cosa che si oppone ai loro tentativi. E aggiungeva: se la corte romana offende la verità inoppugnando la buona dottrina scritta in Venezia, non meno la offendono difendendo le bestemmie, gli errori e le sediziose e abominevoli proposizioni dei quali son pieni i libri scritti da quella parte. Tutto questo, badate, letto nel Senato veneziano. Dopo quella fiera scrittura, il Senato metteva fine unilateralmente a ogni ulteriore trattativa con Roma riguardante l'esame delle scritture veneziane. Una vittoria che si accompagnava a una forte ripresa dell'attività del consultore, chiamato a rispondere sempre più di frequente su disparati temi giurisdizionali. Indubbio il prestigio di Sarpi in Venezia. Gli avversari papalini ne denunciavano già allora la molta potenza, e ancora più all'estero, e tuttavia inizialmente in sottofondo e poi in crescendo
dobbiamo registrare, soprattutto attraverso la corrispondenza epistolare con gli amici francesi, il disagio di Fra Paolo per le difficoltà quotidianamente incontrate nel suo ruolo di consultore. Chiara la netta percezione sua di avere a che fare con un Senato alquanto restio e poi apertamente avverso ai suoi progetti di riforma della Chiesa veneta, maturati durante l'anno della contesa e miranti a rendere quella Chiesa sempre più autonoma da Roma. Messo da Sarpi alla prova sui temi che egli considerava ineludibili per una efficace riforma della Chiesa veneta, a cominciare dall'elezione dei prelati locali secondo la prassi della Chiesa antica, oltre alla indifferibile riforma della materia beneficiaria nello Stato veneto, i governanti rispondevano accantonando ogni sollecitazione del consultore. Sulla materia beneficiaria poi l'impresa da Sarpi condotta per oltre 3 anni con inusitato vigore, per non dire caparbietà, perché lì stava, così scrivendo al giurista gallicano Jacques Le Chassier, il cardo nostre libertatis, registrava Sarpi un esito totalmente deludente a causa delle forti resistenze delle troppe famiglie patrizie interessate alle, cito, reali facoltà e ricchezze ample e grandi e molte, impetrate da Roma sotto forma dei benefici ecclesiastici. Una sconfitta per Sarpi, che aveva suggerito a Servita di mettere in un canto il suo ampio e coraggioso consulto, rimasto quindi allo stadio di frammentaria minuta, proprio mentre inviava oltralpe il trattato delle materie beneficiarie. Frutto maturato a Venezia ma divulgato a stampa oltralpe. Un primo, e altri ne seguiranno fino all'istoria, degli espatri delle opere sarpiane. Va da sé che neppure la traduzione fatta da Sarpi e da Fulgenzio Micanzio, in collaborazione con il cappellano dell'ambasciata inglese a Venezia, il puritano William Bedell, della Relation of the State of Religion di Edwin Sandys, con le importanti aggiunte di Sarpi a 9 capitoli del libro, aveva visto la stampa a Venezia. Documento, le aggiunte, che abbondantemente attingeva alla letteratura ereticale, anzitutto da Lutero, Melantone e Calvino, a testimonianza di una sintonia, se non di una stretta collaborazione di Sarpi con i riformati giunti in laguna tra il 1608 e il 1609 a partire dal ginevrino Jean Diodati, animati da fervido proselitismo per diffondere il verbo riformato nella società veneziana. Era chiaro per il Sarpi delle aggiunte l'intento di far aprire gli occhi ai veneziani sulla Chiesa tridentina, sul papato, sulla corte romana, sul suo abuso della religione per farsi arbitra d'ogni governo. Eloquenti i temi più ricorrenti nella controversistica antiromana, dalla denuncia delle superstizioni varie allo smodato culto dei santi e della Vergine, ma più pungenti soprattutto l'insistita critica all'uso liturgico della lingua latina, le sferzanti pagine sulla confessioni, della cui istituzione Sarpi offriva un rapido excursus, le corrosive pagine sulle indulgenze, il primato del Papa, non ultima l'esortazione al cristiano di accostarsi alla Sacra Scrittura, al contrario di che oggidì, scriveva Sarpi, non si fa altro che proibire da tale studio come vano e pericoloso. Un repertorio di denunce che ritorneranno quasi alla lettera, ma con spirito più articolato e disteso, nell'istoria del Concilio Tridentino. Così strutturato, il volume era ormai pronto per uscire in stampa a Venezia, come Sarpi confidava a Christophe Fondona nell'estate del 1608, e invece vedrà la luce solo nel 1625 a Ginevra per opera del Diodati.
Non diverso destino spettava all'istoria dell'interdetto, iniziata nel 1607 per fornire allo storico Jacques Auguste Dautou un'ampia documentazione sulla contesa dell'interdetto e divenuta già nel 1609 una compiuta opera storica. Nella primavera del 1610, presentatasi l'occasione per farla pervenire finalmente al Dautou, giungeva tempestivo il veto del governo veneziano e a Sarpi non restava che invitare gli amici parigini a pazientare, perché adesso, scriveva, i papisti superano. Anche qui motivi di opportunità politica al fine di ristabilire più armoniche relazioni con la Roma di Paolo V. Sappiamo che in quel febbrile 1609, che vede il prevedibile fallimento del proselitismo dei riformati di portare l'Evangelio a Venezia e registra i veti di cui abbiamo detto, tramonta anche la figura del Sarpi consultore teologo, mentre assistiamo alla nascita del Sarpi consultore in iure politico, che lasciando in ombra istanze teologiche e di riforma religiosa e persino atteggiamenti inutilmente anticuriali, valuterà i problemi secondo un metro politico di bene pubblico di superiore interesse dello Stato. La chiara presa di coscienza di Sarpi, dopo la deludente esperienza di quegli anni di riformatore, dicevo, la chiara presa di coscienza di Sarpi dell'inadeguatezza storica di Venezia a sostenere una lotta radicale al papato, porterà il servita veneziano a ridimensionare i suoi progetti di riforma religiosa, ostacolati sistematicamente dal patriziato papalino prevalente in Senato. Una ragionevole e realistica rinuncia che suggerirà a Fra Paolo di proseguire la sua mai deposta volontà di opposizione al papato dotato, indirizzando il suo messaggio al di là di Venezia al mondo europeo, al quale intanto destinava la sua produzione a stampa, dall'istoria dell'interdetto al trattato delle materie beneficiarie alle aggiunte al Sendis. E concludo. Non più tardi del 1610, a mio avviso, Sarpi metterà mano all'istoria, impossibilitato ad agire diversamente, ma potendosi avvalere dell'esperienza dell'istoria dell'interdetto, la sua prima prova come storico, dell'acuta analisi storica e giuridica di un istituto ecclesiastico quale la materia beneficiaria, dei contributi religiosi irrinunciabili ricevuti dal mondo della riforma e riversati nelle aggiunte del Sendis. Mentre il consultore era intento a promuovere i buoni istituti dello Stato e della società di questo mondo, come scrive Sarpi, parallelamente dedicava il tempo che gli concedevano le sempre più gravose incombenze pubbliche a ricostruire la storia di quel momento centrale e determinante sui destini politico-religiosi dell'Europa moderna che era stato il Concilio di Trento. L'opera di una vita, un'opera non commissionata da altri, quasi segreta almeno per i primi anni, affidata al mondo religioso e politico europea, ma nata in Venezia da istanze del mondo italiano. Possiamo anche osservare quanto sentisse quella grandiosa fatica urgente, tanto da fargli rinunciare in quel giro di anni a portare a termine, lo annota Cozzi, il trattato delle materie beneficiarie, di fargli smettere dopo 3 capitoli il della potestà che, stando a Micanzio, se compiuta dovesse essere la più bella e importante composizione che sia mai comparsa al mondo, probabilmente anche a completare gli stessi pensieri sulla religione. Ulteriore motivo per auspicare un ritorno degli studiosi all'istoria del Concilio Tridentino. Grazie.